Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi venerdì 13 gennaio. Ieri, quando il ponte ciclopedonale sul canale Lombardo è rimasto aperto, le persone si sono trovate in difficoltà. La macchina parcheggiata ai saloni improvvisamente è sembrata distantissima. Tanto valeva lasciarla a casa e arrivare a Chioggia direttamente a piedi, avrà pensato qualcuno, rendendosi conto che per giungere al parcheggio si sarebbe dovuto passare dal ponte del Musichiere, un tempo unico percorso. Quello che è da sottolineare è stata la generosità di alcuni chioggioti che si sono prodigati ad aiutare sia i passanti che dovevano arrivare sull'altra sponda del Lombardo, che gli operai che dovevano controllare sotto l'impalcato cosa stesse impedendo al ponte di tornare alla sua posizione di riposo. Alcune persone hanno così potuto godere di un passaggio insperato da parte di un barchino di vituperati caparosolanti che ha fatto loro risparmiare strada e tempo. Gli operai hanno potuto attivarsi immediatamente salendo a bordo del barchino di un generoso pescatore appena rientrato per controllare le tubature e verificare che una per la circolazione dell'olio stesse spargendo molto più di quanto non fosse accettabile per il funzionamento della struttura. Se il pescatore non fosse stato disponibile, i tempi per controllare sotto l'impalcato del ponte sarebbero stati molto più lunghi. Un grazie quindi a chi non si tira indietro quando c'è l'esigenza di offrire un aiuto. Oggi si apre il bando della Regione Veneto per il concorso di idee per realizzare una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, rivolto agli studenti delle scuole superiori e professionali. Le proposte dovranno essere presentate entro il 13 aprile 21. I primi 3 classificati otterranno un premio in denaro, primo classificato 5.000 euro, secondo classificato 3.000 e terzo classificato 2.000. Le proposte verranno acquisite dall'amministrazione regionale che potrà utilizzarle anche in campagne future sulla sicurezza stradale. L'iniziativa è partita dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dal vicepresidente assessore alle infrastrutture, ai trasporti e alla mobilità sostenibile Elisa De Berti, dalla direttrice dell'ufficio scolastico regionale, ribadendo l'importanza di un coinvolgimento dei giovani per sensibilizzare sulla sicurezza stradale e sugli incidenti. La collaborazione diretta dei giovani li trasformerà nei migliori testimonial. La percezione dei ragazzi rispetto alla sicurezza stradale sarà la chiave di lettura di questa campagna di comunicazione che spero possa diventare anche un messaggio virale nel 2023 per vivere con maggior consapevolezza i rischi, ha affermato la De Berti. La necessità di rispettare le regole, di essere prudenti e prestare la massima attenzione è un messaggio da ribadire anche con l'aiuto dei ragazzi, ha concluso. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. 800 kg di articoli pirotecnici sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Padova, quasi 5.000 articoli. L'operazione è scaturita da un controllo di siti web dedicati alla vendita online di articoli pirotecnici, una rosa da cui un sito è spiccato in particolar modo per i prezzi vantaggiosi e la consegna in tutta Italia con Corriere Espresso. Ditta che a un controllo è risultata priva delle necessarie autorizzazioni per il trasporto. Gli articoli pirotecnici devono essere trasportati da mezzi idonei e devono avere autorizzazioni necessarie per il trasporto di materiale esplodente. I finanzieri hanno potuto verificare che i colli venivano trasportati da corrieri ignari del tipo di trasporto effettuato, senza le autorizzazioni necessarie e custoditi in mezzi non adeguati. Un trasporto sicuramente meno costoso, ma anche meno sicuro. Tra gli articoli rinvenuti anche vere e proprie batterie pirotecniche del peso anche di 2 kg di materiale esplodente. Il mancato rispetto della normativa vigente per il trasporto e la motivazione del sequestro del materiale, della denuncia del rappresentante legale della ditta, la quale si è vista sospesa la licenza di pubblica sicurezza per 60 giorni.
Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Sei interessato alle discipline umanistiche, ma non ti piacciono quelle scientifiche? Vuoi una formazione ampia, completa e solida che possa prepararti a qualsiasi percorso universitario? Allora il liceo classico è la scelta giusta. Le letterature classiche moderne, storia, filosofia e arte forniscono gli strumenti per comprendere le radici. Allora il liceo classico è la scelta giusta. Le letterature classiche e moderne, storia, filosofia e arte forniscono gli strumenti per comprendere le radici del mondo moderno e i suoi possibili sviluppi. Provocano a riflettere sull'identità spirituale e culturale della civiltà europea. Le materie scientifiche e l'approfondimento della lingua inglese completano la preparazione dello studente in tutte le sue dimensioni. Avrai la possibilità di rivisitare la cultura antica in chiave moderna, partecipando a importanti concorsi teatrali nazionali, progetti multidisciplinari, interessanti viaggi di istruzione e per quanto riguarda le attività di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, avrai l'opportunità di rivivere il teatro classico, proprio come gli antichi greci. In particolare, il teatro rappresenta per gli studenti un'esperienza formativa molto significativa, oltre ad essere veicolo di tematiche universali e a costituire un terreno culturale comune per i giovani. Inoltre, insieme alla Notte Nazionale, è un'occasione in cui il liceo si apre alla cittadinanza, promuovendo cultura a livello cittadino. Ti aspettiamo! Erika Baldin, consigliera regionale, ha lamentato nei giorni scorsi un atteggiamento offensivo da parte di un consigliere di Fratelli d'Italia durante il dibattito riguardante le manifestazioni di Veneto Pride, sbeffeggiando e ironizzando nei confronti delle comunità LGBTQ+. Baldin ha reputato poco consono l'atteggiamento su un atto di indirizzo politico firmato da tutta l'opposizione e aveva affermato: «Abbiamo assistito a uno spettacolo vergognoso e pieno di violenza verbale che stride con le comparsate televisive del presidente Zaia quando invoca aperture della Lega sui diritti civili. Tra le parole di Zaia e i comportamenti della sua maggioranza c'è una distanza siderale, siamo ben oltre il Medioevo». Ieri la Baldin, prima firmataria della mozione che proponeva la partecipazione ufficiale della Regione Veneto nel Veneto Pride, ha richiesto che il presidente Zaia prenda le distanze da ciò che è accaduto con un'interrogazione a risposta immediata. Zaia tace, ha affermato la consigliera, dopo lo show tenutosi in Consiglio, ma si tratta di un silenzio inaccettabile. L'interrogazione è stata richiesta per invitare il governatore a prendere le distanze dalle affermazioni offensive nei confronti della comunità LGBTQ+, invitandolo a partecipare al Pride. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 13 gennaio, è la farmacia Redentore in Corso del Popolo a Chioggia. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Anno nuovo, agenda nuova. Vieni a scegliere la tua agenda o il tuo calendario per il 2023 alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia. Thank you.